Raccontano storie atroci, raccontano di violenze incredibili e in Libia soprattutto la situazione sembra che sia totalmente fuori controllo nell'ultimo periodo. Vengono picchiati, vedono gente morire, non hanno cibo, si ammalano facilmente all'interno di queste strutture, a causa di questo vedono morire tanti. Sono felici anche se molti di loro non hanno come obiettivo quello di rimanere nel nostro paese, ma sono felici e ringraziano sempre gli italiani. Ecco, quali sono le loro prime richieste? In genere vogliono una scheda telefonica per chiamare le persone, i familiari a casa, le sigarette, niente, poi sono stanchi. È vero che chiedono spesso anche internet? Sì, proprio per collegarsi con i familiari, sì. I 4 superstiti invece dell'ultima strage sono una scorcia nella casa di prima accoglienza. Come stanno? Sono esausti, sono stanchissimi. Noi abbiamo parlato soprattutto con i ragazzi somali che ci hanno raccontato la loro storia, che è una storia come le altre purtroppo di grandissima violenza. Uno dei 2 ragazzi ci ha detto che è partito nell'estate scorsa perché i genitori volevano mandarlo dagli zie che sono in Norvegia e si sono affidati a un trafficante sudanese. È arrivato in Libia, è stato 9 mesi catturato, in prigione, in questi centri di detenzione in attesa che i genitori raccogliessero il denaro per pagare il riscatto. Dice che sono stati trattati molto male, che ha visto morire molta gente in questo centro. Poi sono partiti da Tripoli sabato 18 con un gommone. Questo gommone hanno raggiunto un peschereccio a 3 piani. Ha sentito dire ai trafficanti che volevano far entrare 1200 persone, per questo li picchiavano. In realtà poi alla fine sono riusciti a far entrare solamente 800 e le persone che sono state messe nel piano basso, il piano più basso, sono state. The Children si occupa dei minori accompagnati e non accompagnati, fornisce assistenza dal momento dello sbarco, poi nelle strutture di prima accoglienza e anche poi nelle comunità. Infine, per quanto riguarda questo sbarco, che informazioni abbiamo in più? Non abbiamo ancora altre informazioni perché chiaramente lo sbarco è in corso, i numeri, si sa che sono circa 220 persone. Sembrano un po' meno. Hanno detto 220, però chiaramente si sapranno alla fine, che sono il frutto di 2 recuperi, nazionalità sono vari, sono soprattutto subsahariani, Mali, Nigeria, Senegal, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau. Dove verranno portati, si sa già? No, ancora non sappiamo, strutture di prima accoglienza ma non sappiamo dove. Grazie.